Sui territori incontro cittadini, incontro imprenditori che si lamentano per il caro vita, il caro bollette, si lamentano per le tasse, si lamentano per il crollo degli stipendi. Abbiamo proposto a Meloni per questa manovra di bilancio di intervenire con un serio taglio delle tasse, prendendo i soldi dai giganti del web americano, dal riarmo, dalle banche, e invece nulla. L'unica preoccupazione è una riforma della giustizia per rendere completamente impuniti, intoccabili i politici. La riforma della giustizia può mettere in crisi il governo? Allora, più che altro la riforma della giustizia, così come è stata concepita, non mette in crisi il governo, anzi è destinato a rendere intoccabili governo e politici. Non aiuta assolutamente i cittadini, questo va detto, non aiuta i cittadini perché non accelera in nessun modo i processi, non rende più efficiente la giustizia, non c'è nessun investimento per quanto riguarda magistrati, personale ausiliario che possa migliorare la giustizia. Però, ripeto, è destinata a rendere intoccabili i politici e a continuare sulla falsariga di tante altre misure. Pensiamo all'abolizione dell'abuso d'ufficio, pensiamo all'abolizione di reati che sono tipici dei politici e degli amministratori. Si sta creando una giustizia di serie A, una giustizia di serie B, per tutti i cittadini comuni. Dopo Marche e Calabria il riscatto al parte della Puglia. Ma noi che ci aspettiamo un buon risultato in Puglia, perché è un progetto a cui abbiamo fortemente contribuito anche noi del Movimento 5 Stelle. Il candidato è un candidato su cui che siamo convinti sia un ottimo interprete per questo progetto e quindi siamo assolutamente determinati a far bene in questa terra che poi peraltro è a me cara perché è la terra di Puglia. Uno dei temi che si sta affrontando in questa campagna elettorale è la crisi idrica, perché il governo annuncia ma non finanzia il progetto dell'acqua da Unisa. Sul piano degli annunci il governo va fortissimo, sul piano delle promesse anche elettorali che poi sono state completamente disattese. Qui c'è da lavorare molto concretamente, c'è da lavorare per bacini idrici, per potenziare i bacini idrici, soprattutto per l'agricoltura, per depuratori, per cercare assolutamente di attivare dal Molise e dalla Basilicata una continuità per quanto riguarda la produzione e la fornitura idrica che venga a sopperire alle tradizionali carenze della Puglia e ovviamente un piano importante, una strategia importante sarà evitare le perdite idriche che sono assolutamente al di sopra della media. Va bene così? Grazie a tutti.